bisogna ai farsi il vaccino perché sa male tutti e io ho i costumi di supereroi, quello di tutti. E anche l'attestato di coraggio per questo bambino che, come molti altri piccoli trevigiani, è stato vaccinato contro il Covid-19 nella mattinata di accesso libero organizzata dall'ULSS 2 al Cafoncello per la fascia 5-11 anni. Un'affluenza ben oltre le aspettative, come raccontano le immagini della lunga fila nei corridoi. Molti genitori che hanno approfittato del sabato per portare i figli a fare la prima dose, complice forse una prima settimana di scuola che ha riproposto in modo prepotente la diffusione del contagio tra bambini e ragazzi. per la loro salute, per la salute dei nonni, per la salute delle persone che andiamo magari a trovare che hanno un'età e un problema magari cronico, quindi per tante cose. Decisione giusta, al parer mio. Con paura, come tutti, ma anche quando l'ho fatto io avevo paura, però ho più paura di portarlo in ospedale perché sta male. Il papà che aspetta fuori. Sì. Aspetto fuori mia figlia che è entrata con la mamma perché può entrare solo un accompagnatore, con la speranza che usciamo da questa pandemia e magari possiamo togliersi di nuovo questa mascherina e tornare alla normalità. Ci sembra l'unica possibilità di tornare un po' a far tutti una vita un po' come era prima, diciamo, la speranza è quella. In questo momento è l'unico modo per tenere liberi i reparti di intensiva, soprattutto per chi ne ha realmente bisogno, anche per cose diverse dal Covid. Non vedevamo l'ora, anzi abbiamo dovuto aspettare perché eravamo all'estero per le vacanze di Natale, quindi abbiamo terminato isolamento. Io avevo appuntamento per il 20, ma quando ho sentito che c'era l'Open Day siamo venuti subito, ovviamente. I bambini sono bravi? Sì, i bimbi sono bravi e super coraggiosi. C'è moltissima gente oggi. C'è molta gente, diciamo per fortuna, ecco. Sono più coraggiosi, maschi o femmine? Bella domanda. Secondo me un po' di più le femmine. Insieme al personale sanitario, dunque, anche i volontari di Giocare in Corsia. Per fare che anche questo momento così impegnativo per la famiglia possa diventare un momento di gioco e possa diventare soprattutto di dare un po' di tranquillità ai bambini che stanno entrando. Nel pomeriggio centri vaccinali riservati ai bambini anche a San Vendemiano, Villorba e Asolo dalle 14 alle 19 e in queste stesse sedi si replicherà domani. Credo che visto i risultati di oggi continueremo a fare ulteriori giornate per i 5-11 proprio per implementare questa fascia di popolazione di minori che effettivamente ha una percentuale di vaccinazione ancora bassa.